Un giorno migliore sarà è un ciclo di eventi dedicato tutto ai giovani. Oggi si parla di anoressia, c'è il professor Luigi Onnis dell'Università La Sapienza. Professore, quanto è diffuso questo fenomeno tra gli adolescenti? È un fenomeno molto diffuso purtroppo e anzi ha caratteristiche di diffusione crescente, in particolare nella fascia adolescenziale della popolazione, con una tendenza anche a colpire adesso età prepuberali. E le stime fatte alla fine degli anni 2005-2008 parlano di un'incidenza dell'anoressia di tipo restrittivo dello 0,5% della popolazione adolescenziale e del circa il 2%, quindi quasi 4 volte di più della forma bulimica. Colpisce in prevalenza le femmine, ma non trascura certo i maschi. Sì, la prevalenza femminile rimane comunque netta perché siamo a un rapporto di circa 9-1 per quanto riguarda il sesso maschile, e questo è certamente dovuto anche alla particolare e lacerante condizione nella quale appunto la donna si trova in rapporto alla propria immagine del corpo e alla propria identità in un mondo in così vertiginosa trasformazione come quello che stiamo attraversando. Evidentemente la modificazione, l'evoluzione del ruolo femminile ha rapporti inevitabili, anche influenze sul ruolo maschile, e questo spiega perché le ultime stime danno certamente una crescita anche di questi fenomeni nel sesso maschile, che prima erano molto più ridotti e si trovavano molto meno, e che adesso invece cominciano a comparire. Ecco, difficile dire che cosa ci sia dietro l'anoressia, insomma, non si può certo spiegare in 2 parole, però una cosa si può dire: come si fa a riconoscere una persona magra da una persona anoressica? È una legittima domanda, nel senso che la persona magra segue fondamentalmente una consuetudine che oggi è quella legata alla moda, no? Alla moda o anche a tutte le immagini del corpo femminile che vengono trasmesse dai mass media. Non a caso le top model vengono considerate un po' come i punti di riferimento degli adolescenti di oggi. Però la è certamente anche in problematiche psicologiche individuali, in dinamiche familiari particolari, e quindi appunto l'anoressia è un rifiuto estremo di cibo che può portare anche a conseguenze molto gravi purtroppo per il benessere, per la salute, per la vita di queste persone, che quindi certo è molto drammaticamente diverso dal fatto che uno segua una dieta per dimagrire o per mantenere una forma efficiente. Che cosa consiglierebbe dunque un padre, a una madre, alla famiglia che si trova ad avere in casa un figlio anoressico? Consiglierei ovviamente di rivolgersi a persone che hanno competenza di questi problemi, quasi sempre il primo riferimento, data la caratteristica specifica di questo tipo di problema, è un medico internista o qualcuno che è esperto appunto di dietologia e di nutrizione, perché è giusto anche valutare proprio le condizioni generali e nutrizionali della persona, ma l'errore è proprio fermarsi qui. Cioè spesso si pensa erroneamente che il trattamento dell'anoressia sia una reintegrazione o una riabilitazione nutrizionale. Quello che viene abitualmente trascurato e che invece non bisogna assolutamente trascurare sono appunto i problemi psicologici sottostanti e anche le difficoltà che nella fase adolescenziale ci possono essere all'interno di una famiglia che deve poter accompagnare la ragazza o il ragazzo in questo processo difficile, no, di crescita adolescenziale. Quindi lavorare in senso psicoterapeutico con la persona sofferente, coinvolgere intorno alla persona sofferente anche la famiglia, sono di solito, a mia esperienza, le carte vincenti per poter superare queste difficoltà e evitare soprattutto che se no ci sia la tragica conclusione della cronicità. Quasi sempre, se si pensa soltanto che il problema sia un problema alimentare e se lo si tratta solo con reintegrazioni nutrizionali, il disturbo cronicizza. Ecco, abbiamo parlato della famiglia, ma lei che cosa direbbe a una ragazza anoressica?
Beh, a una ragazza anoressica mi permetterei di dire che la lotta che sta certamente investendo per il suo processo di crescita, perché anche questo è il significato dell'anoressia, cercare di fare un'affermazione di sé, cercare di individuarsi, cercare di contrapporsi, perché la crescita è anche contrapposizione, non deve essere limitata all'area alimentare, non deve essere limitata al rifiuto del cibo che poi alla fine si ritorce pericolosamente contro se stessi, ma deve investire altre aree dell'autonomia adolescenziale, la conquista di un'identità più definita, interessi, opinioni, investimenti di altra natura. Ecco, è in questo che la famiglia può essere d'aiuto, laddove questa lotta, perché è una lotta per la crescita, l'anoressia, rischia di ripercuotersi negativamente contro la persona e invece deve essere incanalata e incoraggiata con l'aiuto della famiglia verso altre direzioni molto più sane e molto più costruttive.